Mirko Camazzola, per te è un ritorno, un bassanese doc che ritorna a Bassano, quindi immaginiamo soddisfazione per questo ritorno. Assolutamente, assolutamente. Mi dispiace solamente non essere pronto per l'inizio della stagione per via del mio infortunio, ma la possibilità di essere ritornato a giocare nella mia città con i miei compagni sicuramente mi fa molto felice. Per quanto riguarda gli infortuni, appunto, 6 mesi fa è successo il tuo guaio al ginocchio, ti sei operato, a che punto sei adesso? Siamo un po' più di metà strada, sono passati 4 mesi dall'intervento, la tabella di marcia ne prevede 6 per poter ritornare a giocare. Siamo a buon punto, non ho avuto grosse problematiche durante la fase di recupero, adesso mancano gli ultimi 2 mesi. Spero di poter il prima possibile iniziare con un lavoro in campo e poi un po' alla volta, step by step, riuscire a ritornare a giocare insieme ai miei compagni. Il campionato comincia sabato, subito una partita durissima contro il Montebelluna. Cosa proverai tu a vedere la partita da fuori, una partita così importante? Non è mai semplice rimanere fuori mentre vedi i tuoi compagni giocare. Sicuramente partiamo con un big match, perché Montebelluna comunque l'anno scorso è stata una delle finaliste, quindi diciamo che parte in una buona posizione per occupare l'aspetto finale, insomma, per raggiungere la finale anche quest'anno. Noi dal canto nostro arriviamo carichi e abbiamo fatto una buona preparazione, un buon inizio di stagione e andiamo lì per provare subito il colpaccio. Soprattutto un Bassano che ha comunque una bella rosa, siete scesi di categoria non per merito sul campo, ma per scelte della società, quindi la vostra squadra sicuramente potrà dire la sua in questo campionato. Mi auguro proprio di sì, il nostro obiettivo è quello di ottenere il miglior risultato possibile. Poi come in ogni sport ci sono gli avversari che bisogna tenere in considerazione, però noi partiamo con l'idea di provare a vincere tutte le partite, se non tutte la grande maggioranza. La società ha deciso di fare una mossa importante per quanto riguarda la campagna abbonamenti, si vuole richiamare il pubblico in palestra. Certo, diciamo che assemblare questo gruppo di amici, se vogliamo chiamarli così, comunque di persone che sono legate alla società del basket bassano, ha anche questo obiettivo, quello di riportare, oltre ai tifosi sostenitori storici che già abbiamo, riuscire a coinvolgere anche altre persone della città o del circondario a venire a tifare. Certo, dipenderà molto anche da noi, perché come si sa, quando ci sono i risultati positivi poi la gente viene anche con più piacere in palestra. Noi speriamo di partire bene in modo da dare subito un buon input al pubblico e poi ovviamente per le battaglie più importanti ci aspettiamo una mano, un grosso incitamento anche da parte loro. Mirko, giovedì è iniziata la nuova campagna abbonamenti, si chiama B4B, un nome innovativo. Da cosa deriva questa campagna? Guarda, l'idea è nata in parallelo, diciamo, a quelle che sono le nuove idee della società per cercare di rilanciare un po' il basket a Bassano. E il B4B sta per Basket for Bassano, cioè la nostra idea è quella di provare a creare un legame reale, vero, della società basket insieme alla città di Bassano. Siamo stati molto fortunati perché insieme all'idea abbiamo trovato anche dei partner disposti a sostenerla e quindi quest'anno insieme all'abbonamento che i nostri tifosi mi auguro sosterranno, oltre a vedere le partite della prima squadra ci saranno anche una serie di iniziative legate a questa tessera. Tutte le informazioni che del caso i nostri tifosi, i nostri amici, chiamiamoli così, possono trovarli sul sito della Pallacanestro Bassano e niente, diciamo che è un modo nuovo per cercare di portare ulteriori persone in palestra. Tra l'altro, visto il periodo, abbiamo anche pensato di ridurre il prezzo a metà, quindi con 25 euro si ha la possibilità di ottenere tutte queste cose. Speriamo che sia un'idea nata bene ma che prosegua altrettanto bene. Quindi invitiamo tutti i tifosi al palazzetto dello sport, al Palangarano. Assolutamente, assolutamente. Speriamo veramente che diventi un bunker quest'anno la nostra palestra. Coach Campagnolo, il campionato alle porte, si comincia subito con una partita poco facile che è a Montebelluna. Sì, possiamo definire la partita di Montebelluna il nostro derby per la vicinanza geografica. Per me è una partita un po' speciale perché la maggior parte dei ragazzi li ho allenati nelle giovanili e l'allenatore Nicola Mazzarello è stato suo vice under 19 in Benetton, ci conosciamo, siamo cresciuti assieme a Treviso. Insomma un derby in tutti i sensi, oltretutto Montebelluna è accreditata
per fare bene in questo campionato sarà dura anche sotto questo punto di vista. Sì, Montebelluna è stata una finalista di C1 lo scorso anno, ha delle guardie molto molto forti come Fantinato, come Boaro e come Bettin. Sono tutte persone che possono fare canestro da 3 punti in maniera molto facile e sono dei giocatori che hanno fatto una grandissima esperienza l'anno scorso e secondo me non sono arrivati in finale per caso. Diciamo che in questo momento forse era meglio non incontrare Montebelluna e qualche altra squadra. Parliamo per gli infortuni che ci sono attualmente al Bassano. Beh, personalmente mi sarebbe piaciuto incontrare Montebelluna con la squadra al completo. E niente, noi arriviamo in ogni caso carichi e soprattutto in una forma molto molto buona. Il mercato del Bassano si è chiuso col botto, è arrivato Bordignon, un altro bel giocatore. Che tipo di giocatore è? Beh, Andrea è un giocatore, anche lui un ex, perché è stato a Montebelluna, mi sembra 3-4 anni fa, ha fatto molto bene. È un giocatore che in questo istante ci serve come il pane, che può fare anche il combo player, può essere anche il nostro un playmaker. È una guardia tiratrice, è una persona che adesso ci serve tantissimo. Abbiamo sentito poc'anzi Camazzola che era dispiaciuto per non poter scendere in campo sabato, però ci ha detto che i ragazzi sono molto carichi, il significato che avete lavorato molto bene in questo precampionato. Mirko anche fuori dal campo ci sta aiutando molto, dà consigli ai giovani, essendo lui un giocatore molto d'esperienza. Insomma, coach Campagnolo, questa partita di Montebelluna sarà molto dura, che clima ti aspetti? Mi aspetto un clima infuocato, nel senso che sono partiti a inizio anno con poche persone in palestra per arrivare durante le finali e semifinali dei playoff ad avere il palazzetto stracolmo. Avrò tanti amici che verranno a vedermi e non so però per chi tiferanno. E poi c'è da dire che la società ha fatto una mossa importante con la campagna acquisti, quindi probabilmente alla prima in casa avrete un pubblico che vi sosterrà all'infuocata comunque. Sì, spero che il Palangarano per la prima in casa contro Gorizia sia anche lui stracolmo. Bene, in bocca al lupo per questo inizio di campionato. Crepi, a voi.